Buonasera amici appassionati hockey pista, ben ritrovati dal Pala Ferrarin, 19ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Breganze Forte dei Marmi è il top match di questa 19ª giornata che vede contrapporsi le due formazioni con il più alto score per quanto riguarda le reti segnate. Sappiamo Forte dei Marmi che sta inseguendo Lodi, secondo in classifica, dall'altra parte Breganze quinto in classifica stasera tra le proprie mura dopo che all'andata finì 5-2 per i toscani. Ma andiamo a vedere subito quelle che sono le formazioni da parte ovviamente degli ospiti, come sempre per primi con il Forte dei Marmi che potrà schierare Riccardo Ognata, uno degli ex di turno, Giorgio Burgaia, Federico Ambrosio, Davide Montalan, Marti Casas, Elie Cinquini, Franco Plattero, Cosimo Mattugini, Giacomo Maremmani, quindi Leonardo Barozzi, Pierluigi Bresciani ovviamente l'allenatore. Dall'altra parte invece Bruno Sgari, Andrea Della Valle, Mattia Cocco, Samuele Muglia, Eloy Michans, Texido, Stefano Del Santo, Lucas Martinez, Guido Sgaria, Fabio Mabilia, ovviamente l'allenatore è il signor Diego Mir. Gli arbitri saranno il signor Claudio Ferraro e Mauro Gian Gregorio. Come si diceva, partita ad altissima tensione qui al Pala Ferrarin con il Forte dei Marmi che parte con il suo quintetto base con Riccardo Ognata, quindi Burgaia, Ambrosio, Casas, Plattero. Dall'altra parte invece risponde con il miglior quintetto disponibile il Breganze, quindi con Michans, Texido, Martinez e quindi nelle retrovie Cocco. Ovviamente non può esserci che Bruno Sgaria tra i pali per difendere la porta rossonera. Stasera rossonera è la maglietta del Breganze, mentre completamente bianca è la maglietta del Forte dei Marmi. Sono passati 2 minuti, il risultato qui è sempre di 0-0 con Michans in possesso di pallina, cerca di girarsi al centro dell'area, trova per un attimo lo spazio, non riesce però a girarsi e dare potenza, anche perché c'è la Casas a disturbarlo, ma subito si riparte con Forte dei Marmi dall'altra parte, prova in velocità Plattero, un altro ex insieme a Ambrosio che quest'estate hanno lasciato i colori rossoneri per andare ad accasarsi proprio con il Forte dei Marmi. Un Ambrosio strepitoso nelle ultime giornate, addirittura nelle ultime 2 giornate ha segnato 4 reti in ogni giornata. È un Ambrosio assolutamente rinato dopo un inizio di stagione forse un po' sottotono, ma dall'altra parte c'è un Breganze che sicuramente stasera vuole dire la sua, una buona presenza di pubblico sugli spalti ovviamente per questo big match tra Breganze e Forte dei Marmi, con Forte dei Marmi adesso in possesso di pallina, prova verso centropista a fare girare pallina, gli uomini provano a fare girare pallina gli uomini di Pierluigi Bresciani, già 2 volte finalisti negli ultimi 2 anni, sono i diretti concorrenti di un Lodi, come si diceva poc'anzi, strepitoso qui in tribuna stampa. 21 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo, risultato sempre di 0-0. Adesso prova il taglio Plattero, Ambrosio fa girare pallina ancora davanti per Burgaia, ancora per Plattero, nulla da fare, l'arbitro ravvisa un tocco a terra, quindi si può ripartire per il Breganze. Subito ritmi altissimi in questa partita. Texido dietro fa girare palla molto velocemente, Cocco adesso per Michans, viene sporcata la palla, la recupera, riesce a darla lungo Baleaustra, prova a sviluppare l'azione, ancora Martinez troppo solo là davanti, velocissimi però i giocatori del Forte dei Marmi che già si mettono bassi in difesa a proteggere. Grande intanto la pressione sui portatori di palla, partita che sicuramente sarà stata preparata alla grandissima dai 2 allenatori ovviamente. Martinez prova la staffilata e la traversa di Martinez, una bomba dal centropista, attenzione perché era già ripartito Forte dei Marmi, ma viene per un attimo interrotta l'azione. Grande la staffilata di Martinez, pochi istanti fa si è stampata a Richignata, battuto sulla traversa. Un Breganze in palla, ci prova ancora Texido, tiro angolato troppo. Ambrosio prova il tiro centrale, nessun problema per Guido Sgari, ancora Ambrosio, dietro Plattero.
scusatemi, per Burgaia. Fanno girare veloci la pallina i giocatori di Pierluigi Bresciani. Ancora Platero, Burgaia in avanti, trova uno spazio, Platero riesce a trovarsi davanti ma forse troppo sotto nel tu per tu con Sgaria. Prova a ripartire in contropiede con Coco, dietro porta ancora di Gnata. Coco dietro per Teixido, prova ad allargare, cercano di allargare le maglie dei giocatori toscani. Il Breganze prova a partire dalla distanza, Michans viene però tenuto molto bene da Casas. Ancora Michans al possesso di pallina per il Breganze, difficilissimo ovviamente trovare un pertugio, grande pressione come si diceva sul portatore di palla, non fare ragionare l'uomo. Attenzione perché siamo agli ultimi 4 secondi. Prova il tiro forzato ovviamente dalla distanza Martinez, quale viene sporcato, non hanno trovato una soluzione in 45 secondi i giocatori di Diego Mir. Attenzione perché si gira dall'altra parte, pallina che viene ribattuta proprio ad Ambrosio. Attenzione Burgaia dietro porta, difesa da Bruno Sgaria. Platero, tiro dalla distanza sulla gambale. Attenzione perché si riparte in velocità, ma Platero velocissimo, andare a riprendersi pallina su Teixido, grande recupero dell'ex rossonero. Attenzione perché Platero adesso va a prendersi un cartellino blu, ingenuità di Platero, e quindi cartellino blu e punizione di prima. Dicevamo poc'anzi aveva fatto un ottimo recupero in difesa, poi una leggerezza, ha messo stecca proprio dietro i pattini. Cartellino blu chiaro e netto, l'arbitro non ha avuto nessun dubbio, poche anche le proteste. Vedremo chi sarà quindi l'incaricato per battere questa punizione di prima. Sembra essere Gerard Teixido. Per lui già 14 reti in questa stagione, un ritorno di Gerard Teixido dopo che aveva giocato 2 stagioni fa proprio con la maglia rossonera. Teixido quindi contro Richignata. L'arbitro controlla che sia possibile effettuare la posizione di prima, controlla la posizione in gabbia di Richignata. Teixido sul punto di battuta, l'arbitro dice che si può partire. Teixido contro Richignata e Richignata riesce poi con un riflesso togliere la pallina dopo che era riuscito in qualche maniera a superare, ma adesso 2 minuti di superiorità numerica per il Breganze. Vedremo se sapranno sfruttare questa occasione gli uomini di Diego Mir con Capitan Coco che cerca subito di dare la carica ai suoi. Martinez, Teixido ancora per Martinez, tiro fuori dallo specchio della porta, pallina che viene recuperata ancora da Capitan Coco, dietro per Teixido. Teixido prova un altro tiro, questa volta viene deviato proprio da Richignata sopra lo specchio della porta, quindi Martinez ci prova adesso. 18 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 con la superiorità numerica del Breganze. Martinez scarica ancora verso Michans, provano ad aumentare i giri, esterno della rete intanto per Coco, aveva dato l'illusione della rete per un attimo con adesso Michans tornato in possesso pallina, sta affilata di Michans, gli dice di no ancora Gnata, ancora Michans in avanti per Coco, prova il taglio per Martinez, nulla di fatto, pallina che può essere recuperato in velocità da Burgaia, se ne va tutto solo, ovviamente cercherà di tenere pallina quanto più possibile per far passare il tempo. Attenzione intanto al tocco di Coco su Ambrosio, arriva quindi il fallo di squadra anche per il Breganze dopo che già uno ne era stato commesso dal Forte dei Marmi, quindi 1-1, parità assoluta anche per quanto riguarda i falli di squadra, con Ambrosio già pronto sul punto di battuta, chiede i 3 metri, l'arbitro fa spostare Coco,
Casas perde però pallina, la recupera Michans, in velocità Martinez, chiuso però molto bene da Burgaia. Martinez ancora dietro verso Mattia Cocco, Martinez finta il tiro per Cocco, angolo la palla proprio dove c'era proprio Richignata, nulla da fare, pallina che viene buttata in avanti. Attenzione perché c'è un contatto e c'è anche un altro fallo di squadra, quindi Forte dei Marmi che riesce a prendersi 2 falli di squadra, anzi adesso è stato cambiato il tabellone, infatti non ricordavo un fallo di squadra del Forte dei Marmi. 3 sono i falli di squadra del Braganza e 0 invece quelli del Forte dei Marmi, quindi Braganza che già 3 falli di squadra, superiorità numerica che sta per scadere con Ambrosio, anzi che è già scaduta, e quindi si ritorna alla parità numerica con Motaran che entra in pista per il Forte dei Marmi. Ambrosio, tiro dalla distanza, trova però il corpo di Cocco, in velocità Martinez, tiro di Martinez, ancora riesce a metterci il guantone, ben angolato questa volta il tiro di Martinez, ancora Agnata, digli di no, Motaran esce ma viene fermato proprio dal giocatore rossonero, un tiro, quindi attenzione perché si ritrova le palle lì davanti, tutto solo Marti Casas, si gira, nulla da fare, 0-0, 15 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo. Martinez dalla distanza, palla che esce dallo specchio della porta, Ambrosio può recuperarla, cerca di andare in velocità, si ferma, la difesa del Braganza riesce a ricompattarsi, tiro dalla distanza forse anche un po' forzato, e quindi Braganza che può ricominciare a macinare il gioco, nulla di fatto quindi per la superiorità numerica per quanto riguarda il Braganza, con Texido adesso a manovrare pallina, Michans centro della pista per Cocco, ancora Texido centrale ma è tutto chiuso. Michans torna ancora verso il centro della pista, c'è sempre una grandissima difficoltà ad arrivare dalle parti di Richignata, ovviamente una finora impeccabile la difesa del Forte dei Marmi. Casas adesso in possesso di pallina, anche Braganza è molto accorto in fase difensiva, tanto rientra di nuovo Platero proprio al posto di Ambrosio. Platero adesso in possesso di pallina, finta il tiro, preferisce ricominciare da Motaran, finta anche di Motaran, viene affrontato da Martinez, si gira Motaran, trova però Martinez proprio lì a qualche centimetro, pallina deviata e che dovrà essere battuta dal Braganza, lo fa in questo momento, prova un taglio di prima, Michans sbaglia, attenzione perché riparte in gran velocità Giacomo Maremmani che è entrato in pista, ancora al centro della pista per il Forte dei Marmi, Maremmani dietro Platero prova per vie centrali, scarica di nuovo su Maremmani, allarga adesso per Motaran. Anche Forte dei Marmi sta incontrando ovviamente dopo i primi minuti qualche difficoltà a arrivare dalle parti di Bruno Sgarri, partita assolutamente accorta, entrambe le formazioni sanno che questa vittoria si costruirà sulla tensione in difesa da una parte e dall'altra. Come si diceva abbiamo i 2 top team per quanto riguarda le reti fatte, essendo il Forte dei Marmi con ben 97 reti fatte finora alla 18ª giornata, 87 quelle del Braganza, quindi sicuramente 2 squadre che sanno dare spettacolo. Maremmani scarica ancora verso Platero ancora per Maremmani, molto alta la difesa anche del Braganza, sanno benissimo che devono andare ad aggredire subito i giocatori di palla per cercare di non farli ragionare sia da una parte che dall'altra. Medesimo comportamento dei 2 allenatori, 13 minuti alla fine del primo tempo, sempre 0-0, partita assolutamente in bilico qui Palla Ferrarini, 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Dal Santo intanto in pista
per gli uomini di Diego Mir Dal Santo, che ha subito anche un brutto infortunio in via di recupero. Tanto l'arbitro vede un tocco di pattino di Motanan e quindi pallina che deve essere rigiocata dal Breganze. Buttato nella mischia anche Samuele Muglia, partita speciale per lui da ex Viareggino, un derby nel derby, quindi sicuramente Muglia uno che darà il 101% in questa partita. Burgaia ancora per il Forte dei Marmi con Motanan, Platero, ma sempre due davanti a lui, prova a darla centralmente la palla. Buona la difesa del Breganze, in questo caso di Michas. Attenzione perché Platero riesce a rubare palla proprio a Martinez. L'arbitro Platero si lamenta del tocco di stecca di Bruno Sgaria. Vediamo il conciliabolo tra i due, pallina che dovrà essere rigiocata proprio dal Forte dei Marmi. Ancora il Forte con pallina dietro porta di Sgaria, attende il piazzamento dei suoi, sempre difficile piazzare l'uomo all'interno dell'area, almeno in questi primi minuti per il Forte. Ci prova adesso in una solita incursione Platero, bellissimo il lavoro di Michans, finisce a terra Dal Santo su scontro di Burgaia. L'arbitro dice che si può proseguire, quindi si può ricominciare a macinare il gioco per Forte dei Marmi. Ci prova Platero, ancora centrale, la scarica verso Motanan. Burgaia quindi prova ad accentrarsi, preferisce però ancora un dai e vai in centropista, alla ricerca del pertugio che potrebbe portare la rete da una parte o dall'altra. Meglio adesso il Forte dei Marmi in questi ultimi minuti, un possesso costante della pallina. Breganze che deve cercare di uscire, ci prova adesso con un 2 contro 3, tiro di Muglia troppo angolato, nessun problema per Richignata. Sappiamo benissimo il portiere della nazionale, le sue capacità. Muglia in possesso di palla, lungo balaustra ancora per Michans che prova ad centrarsi, ma ci sono sempre due giocatori. Ogni volta che un giocatore da una parte o dall'altra tenta di accentrarsi, sanno benissimo che giocatori quali Dal Santo, Michans da una parte, attenzione intanto a Martinez con il gambale. Richignata, attenzione perché Martinez era entrato in area e questa volta il rigore netto per il Breganze. Martinez aveva preso una palla che si era alzata, si era infilato in mezzo a tre. C'è qualcosa che si stanno dicendo tra Martinez e Platero che non sembra essere d'accordo. Adesso ci sarà un rigore per il Breganze, quindi riassumiamo la situazione qui al Pala Ferrarin quando mancano 10 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo. Breganze, Forte dei Marmi sullo 0-0 con 3 falli di squadra per il Breganze, 0 per il Forte dei Marmi. Breganze che ha già sbagliato una punizione di prima con Texido, adesso ha l'occasione di un rigore. Ma andiamo a vedere anche quali sono le altre partite che andranno a giocarsi in questa 19ª giornata del massimo campionato di Serie 1 con Sarzana Vercelli, quindi Viareggio Bassano, Scandiano Trissino, Monza Sandrigo. L'altro big match della giornata, Follonica Lodi, quindi Valdagno tiene indubbiamente 3 punti, sarebbero importantissimi da una parte e dall'altra. Il Forte dei Marmi per riuscire a restare in scia del Lodi, qualora anche magari Follonica riuscisse nell'impresa di dare la prima sconfitta al Lodi, di avvicinarsi al Lodi. Dall'altra parte Breganze non vuole perdere il treno del quarto posto e magari avvicinarsi al terzo posto che attualmente è occupato dal Valdagno con 36 punti. Adesso vediamo che sul punto di battuta per questo rigore ci andrà Eloy Michans. Michans contro Richignata, chiamato per la seconda volta sugli scudi. Breganze ha un'altissima percentuale di trasformazioni dal dischetto,
vedremo come andrà questo, e infatti non sbaglia. Eloy Michans porta in vantaggio il Breganze al 15° minuto su rigore. Michans 1-0 Breganze. Come dicevo, il Breganze ha un'altissima percentuale di trasformazioni dei rigori. Dicevo, su 8 rigori fatti, 5 fatti e invece 3 falliti. Adesso si dovrà aggiornare la classifica con 9 rigori, quindi 6 fatti e 3 falliti. Ma la partita è ancora lunghissima, siamo a 10 minuti 11 secondi alla fine del primo tempo, con il Forte dei Marmi che si riversa subito in avanti con Motaran. Anche la partita di andata era stata un estremo equilibrio fino a una decina di minuti dalla fine, quando invece poi il Forte dei Marmi ha preso il largo. Dal 2-2 si è passati al 5-2 per Forte dei Marmi all'andata. Attenzione a Muglia, adesso cerca di andare via, poi invece viene colpito e viene dato un fallo di squadra per un fallo su Giacomo Maremmani, secondo l'arbitro. Quindi quinto fallo di squadra del Breganze, si sta caricando pericolosamente di falli. Per quanto riguarda i falli subiti, le statistiche della FIRS ci dicono che Forte dei Marmi è la prima squadra per falli subiti, quindi una squadra assolutamente dinamica che è difficile da andare a contrastare in maniera regolare. Qualche volta si deve ricorrere al fallo di squadra. Ambrosio prova a aprire Platero, adesso centro della pista, prova Platero, finta il tiro, preferisce dare dietro porta di Bruno Sgaria, fa tutto il giro, poi pallina indietro per Motaran, riesce a liberare Motaran però alla cieca, quindi può essere recuperata da Martinez. Martinez adesso prova una manovra più ragionata, grande pressione di Motaran su Michans, l'autore della rete del momentaneo 1-0 con Muglia centrale, per un attimo era stata toccata pallina proprio da Platero, viene recuperata Martinez dietro per Dal Santo lungo Baleaustra ancora per Muglia viene portato lungo Baleaustra e gli toglie pallina molto bene Platero. Attenzione a Michans, anche a sua volta riesce a recuperare pallina. Teixido intanto rientra in pista proprio in questo momento per gli uomini di Diego Mirra. Ancora Michans, apre Michans, deviazione palla alta e quindi pallina che deve essere rigiocata dal Breganze. Sul punto di battuta si sistema Dal Santo, Muglia pronto a ricevere, vengono chiesti 3 metri di distanza. Dal Santo dietro per Muglia, subito aggressivo proprio Federico Ambrosio, anche Maremmani subito sul portatore di palla. Teixido dietro per Muglia, attenzione Michas in contropiede, infatti la pallina poi gli viene tolta da proprio Motaran, il più veloce, andarla a recuperare. Si prova a sviluppare la manovra del Forte dei Marmi, questa volta forse ha chiesto un po' troppo proprio Platero e si riesce ad uscire molto bene Michas in mezzo a due. L'arbitro non ravvisa nessun fallo, rumoreggia il pubblico. Arbitri che lasciano abbastanza correre, un metro di giudizio comunque equo da una parte e dall'altra. Motaran adesso in punto di battuta, tiro centrale, nessun problema per Bruno Sgaria. Ancora Michans, lungo Baleaustra, Michans prova ad andarsene in velocità per Teixido. L'arbitro qui vede un fallo di Michans in velocità. L'arbitro era a 2 passi, quindi non mettiamo assolutamente in dubbio cosa ha visto. Fatto sta che segna il 6° fallo di squadra per il Forte dei Marmi, scusate, per il Breganze, nessuno invece commesso dal Forte. Maremmani, lungo Baleaustra, viene marcato stretto da Dal Santo. Maremmani costretto a tornare al centro della pista, dialoga con Motaran, ancora Maremmani, torna in possesso palla
E arriva il primo fallo di squadra del Forte dei Marmi su una spinta, credo, di Motaran su Stefano Del Santo. Viene chiamato intanto il time out, questa volta sponda Forte dei Marmi. Andiamo a vedere anche quella che è la classifica della Serie 1 dopo le prime 18 giornate, che vede il Lodi incontrastato in testa alla classifica con 46 reti, quindi Forte dei Marmi 42, Valdagno 36, Viareggio Breganze 34, Follonica 32, Trissino 27, Sarzana 26, Monza 24, Scandiano 18, Vercelli 15, Bassano 12, tiene Sandrigo a 6 punti. Come si diceva sia da una parte che dall'altra, il risultato che questi 3 punti saranno assolutamente utili e determinanti, considerando anche che nella prossima giornata ci sarà il big match tra Lodi e Forte dei Marmi, quindi sarà assolutamente importante per il Forte farsi trovare quanto più vicino possibile a questo match assolutamente importante, a 6 giornate dalla fine della regular season, anzi a 5 giornate dopo questa. Tutto pronto quindi per ricominciare a giocare questi ultimi 7 minuti e 12 secondi di questo primo tempo qui al Palaferrarin, 19esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Breganze Forte dei Marmi, rete al 15esimo di Michels su rigore, sta determinando il risultato di 1-0 per il Breganze. Dal Santo adesso per Tixido, ancora grande la pressione sul portatore di palla, che ha infatti un buon esito e va a prendersi pallina proprio Marti Casas. Attenzione, tiro tanto dalla distanza di Ambrosio, ancora dietro Platero. Cinquini intanto è entrato in pista anche per il Forte dei Marmi. Platero non ha un felice controllo, nemmeno Texido nel lanciare il giocatore. Pallina che viene intercettata, attenzione perché pallina era stata messa al centro area pericolosamente da Forte dei Marmi, nessuno che però era lì pronto per il tap-in, quindi ricomincia la squadra di Pierluigi Bresciani a macinare il gioco, centro della pista, ancora Cinquini. Platero sempre per vie centrali, Casas dalla distanza, Casas tiro piuttosto velleitario, incrocia proprio le gambe di Cocco, che intanto è rientrato in pista. Ovviamente una grande sostituzione di giocatori durante questo primo tempo, tantissime energie spese da una parte e dall'altra, indubbiamente una partita finora impeccabile da entrambe le formazioni. Infatti ci è voluto un rigore per sbloccarla. Attenzione, Stefano Del Santo davanti alla Richignata, palla alta sopra la traversa, nulla da fare. 5 minuti 40 secondi alla fine del primo tempo, con Forte dei Marmi in possesso di pallina. Cinquini prova ad allargare il gioco e passa dall'altra parte con Ambrosio. Ancora Cinquini in possesso di pallina, ma sempre al centro della pista. Ora i giocatori di Pierluigi Bresciani, che sembrano avere qualche difficoltà in più a andare a trovare la profondità dalle parti di Bruno Sgaria. Ci prova adesso Ambrosio. Scadi intanto, scadono i 45 secondi. Pallina quindi che deve essere rigiocata dal Breganze, riparte forse troppo velocemente. Martinez perde il controllo di pallina, attenzione Platero in avanti, Platero, e che salvataggio Dal Santo, un gol tolto praticamente ad Ambrosio. Dall'altra parte Martinez viene toccato all'ultimo, nessun problema per Riccardo Ognata a controllare pallina, quindi Platero, viene chiuso Platero, ancora dalla distanza Casas, ci prova, tocco sotto di Ambrosio, nulla da fare, palla che si impenna. Cocco adesso per il Breganze, Texido, Martinez
centro della pista, e viene chiamato intanto un altro time out. Sappiamo che da quest'anno si possono chiamare 2 time out per tempo, uno di 1 minuto e uno molto più corto. Attenzione intanto perché la pallina viene recuperata dai giocatori del Forte, ci prova Ambrosio, un tocco sotto, nulla da fare. Forte dei Marmi che rimane in possesso di pallina. È entrato intanto in pista Burgaia al posto di Ambrosio. Cinquini dalla distanza trova i gambali però di Stefano Del Santo. Riesce ad andare a recuperare la pallina proprio sull'angolo. Preferisce tornare però a ricostruire l'azione dalla sua centropista. Intanto viene chiamato adesso, intanto erano scaduti 5 secondi di antigioco e quindi si ricomincerà con una punizione per il Forte dei Marmi e è stato chiamato intanto il time out, come si diceva, scusatemi, non era Forte dei Marmi, non era Braganza, era Forte dei Marmi che aveva chiamato il time out. Sicuramente Pierluigi Bresciani avrà qualcosa da dire ai suoi per come giocare questi ultimi 3 minuti 11 secondi prima di arrivare alla pausa di questo primo tempo. Sicuramente giocato dei elevatissimi ritmi da una parte e dall'altra, molto tecnica la partita, non forse tantissime le occasioni da rete, ma 2 grandi difese che si sono schierate, 2 grandi difese che hanno giocato, 2 attacchi che hanno faticato e non poco a trovare qualche pertugio. Infatti l'unica rete è arrivata su rigore al 15esimo, proprio trasformata da Eloy Michels per il Breganze. È il risultato quindi di 1-0 per il Breganze in questo momento. Platero già pronto sul punto di battuta, dialoga con Cinquini. Riparte Forte dei Marmi, Cinquini, centro della pista. Casas, lungo balaustra, Burgaia si posiziona al centro, preferisce andare al tiro diretto. Casas, pallina che rimane comunque in possesso attenzione perché era una bella alza e schiaccia di Platero, aveva trovato anche la via della porta, ma Bruno Sgaria digli di no. Attenzione perché Cocco intanto va a commettere il 7° fallo di squadra per il Breganze. Ricordiamo, al 10° fallo di squadra ci sarà la punizione di prima per la squadra che ha subito. Riparte Forte dei Marmi dall'angolo in basso alla sinistra proprio di Bruno Sgaria. Molto bassa adesso la difesa del Breganze con Martinez in pressione. Si ricomincia dal centro della pista con Platero, quindi Burgaia, tiro centrale di Burgaia e la deviazione pazzesca, la deviazione di Casas, che quindi al 23esimo minuto Casas trova il pareggio con la deviazione che sorprende completamente Bruno Sgaria, e il risultato quindi che torna in parità 1-1 qui al Palaferrarin. 2 minuti e 18 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato dopo la rete di Casas. Martinez dietro adesso per Capitan Cocco, quindi lungo balaustra, Teixido, Cocco ancora a ricevere pallina. Cocco prova adesso a giocare largo la squadra, di Diego Mir. Attenzione perché non ha un felice controllo Teixido in avanti ancora. Casas, attenzione perché riesce a liberarsi al tiro molto bene. Teixido intanto al tiro centrale, nessun problema sugli scudi, Richignata. Teixido, bellissimo il mezzo a 2, come è riuscito a liberarsi, quindi Cocco, Michans, ancora Teixido,
molto larghe adesso i giocatori di Diego Mir, cercano in qualche maniera di allargare le maglie dei toscani. Martinez molto ben marcato, non riesce a girarsi, adesso riesce a dare palline dietro per Teixido. Ci saranno però i 5 secondi di antigioco. Ultimi 46 secondi da giocare. Vediamo che l'arbitro richiama un attimo Teixido. Era già partito in velocità Burgaia, ma gioca fermo, tutto da rifare. Punto di battuta Casas, Burgaia. Forte di Marmi che ha l'occasione di costruire questa occasione che potrebbe essere l'ultima del primo tempo. Platero prova sempre per vie centrali, ma tutto chiuso. Provano il giro a 3 i giocatori di Pierluigi Bresciani. Vogliono probabilmente arrivare quanto più possibile vicino al suono della sirena. 10 secondi. Dietro porta di Sgaria. 2 secondi. Tiro in girata, ma nulla da fare di Burgaia. Finisce qui il primo tempo tra Braganza e Forte dei Marmi. Il risultato, ricordiamolo, di 1-1 grazie alle reti al 15esimo sul rigore di Michans, 1-0 per il Braganza, e quindi al 23esimo Casas pareggia i conti per l'1-1, e quindi andiamo in pausa con l'assoluta parità. Andiamo intanto a vedere quelli che sono i risultati anche dalle altre partite, con il Sarzana Vercelli 2-2, il Viareggio che vince sul Bassano 2-0, quindi Scandiano Trissino 1-1, Monza che vince 2-1 sul Sandrino, ancora 0-0 Follonica Lodi Valdagno che vince intanto sul Tiene. Un secondo tempo quindi tutto da vivere qui al Pala Ferrarin.
Ben ritrovati quindi dal Pala Ferrarin di Braganza, tutto pronto per il secondo tempo, 19ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Braganza, Forte dei Marmi, il primo tempo che si è concluso sull'1-1 con le reti al 15° di Eloy Michans su rigore, quindi Casas a pareggiare al 23°, 7 i falli di squadra del Braganza, uno solo invece quello del Forte dei Marmi. Un secondo tempo assolutamente tutto da vivere, tutto in bilico, e quindi da una parte o dall'altra il risultato potrebbe pendere in qualsiasi momento. Attenzione intanto al tiro di Michans, ma che risposta proprio di Richignata questa sera, strepitoso. Pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere di Martinez con Michans, possesso di palla, subito attaccato ancora da Ambrosio. Questa volta il fallo di squadra c'è, l'arbitro lo segnala, secondo fallo di squadra quindi per Forte dei Marmi. Un Braganza che avevamo notato è entrato in pista molto prima dello scadere della sirena del riposo, quindi un Braganza sicuramente che molto concentrato, come è stato anche nel primo tempo. D'altro canto si sta affrontando la finalista delle ultime edizioni del campionato, Forte dei Marmi, lanciatissimo anche quest'anno, in seconda posizione a rincorrere il Lodi. Michans intanto in possesso di pallina, Martinez per Teixido, tiro dalla distanza di Teixido, centrale, nessun problema per Richignata. Platero adesso prova a rilanciare i suoi, Burgaia torna sui suoi passi, preferisce ricostruire Motaran, dialogare adesso, centro della pista, no look intanto, bello di Platero per Ambrosio. Platero e Martinez finiscono a terra al centro dell'area, l'arbitro non ha avvisato nessuna irregolarità, ma da una parte e dall'altra una brutta sicuramente botta. Vediamo Platero che si è tenuto per un attimo l'orecchio, ma i due si danno la mano. Scontro assolutamente leale, centro dell'area. Michans per il Braganza, ancora pressato sempre da Burgaia, prova ad allargarsi. Michans nell'angolo, preferisce passare poi a Cocco. Michans che intanto cerca di entrare al centro dell'area, viene spinto però verso Balaustra ancora da Ambrosio. Cocco, terzo fallo di squadra del Forte dei Marmi. Teixido ancora per Cocco, prova la discesa Cocco, dietro Martinez, prova a liberare ancora una volta, un guantone di Richignata su pallina che era stata molto ben indirizzata proprio da Teixido. Martinez dietro Motaran, centro della pista, ancora grande pressione sul portatore di palla sia da una parte che dall'altra. Entrambe le formazioni non mollano, invidiabile quella che è anche la forma fisica. Partita che si vede che è stata preparata nei minimi dettagli sia da una parte che dall'altra. Attenzione al taglio intanto che è tentato di Ambrosio, pallina che rimane comunque nelle stecche del Forte dei Marmi con Burgaia. Burgaia affrontato da Michans, viene fatto uscire dall'area quindi per Motaran, tiro dalle distanze di Motaran e ancora traversa, stesso punto di Martinez, traversa questa volta di Motaran, un siluro dal centro della pista, pallina che si impenna, esce dal rettangolo di gioco, ma occasionissima da segnare quando mancano 22 minuti e 20 secondi alla fine del secondo tempo. Risultato che non si sblocca, sempre 1-1 qui al Pala Ferrarin, ma pochi istanti fa gran tiro dalla distanza proprio di Motaran, si era stampato sulla traversa alla sinistra di Sgaria, che sicuramente non avrebbe potuto nulla. Un po' come era capitato nel primo tempo, il punto era più o meno quello di Martinez. Si ricomincia quindi dal centro della pista, ingaggio a due Teixido con Ambrosio, pallina che viene recuperata da Michans. Mattia Cocco, centro della pista, blocco adesso visto di Michans su Ambrosio e quindi ottavo fallo di squadra per il Braganza. Platero, prova Platero ad andare in profondità dietro per, attenzione all'Ambrosio, si gira Burgaia,
pallina che era stata deviata, era già pronto Burgaia per il tap-in in rete. Ovviamente Braganza, Forte dei Marmi che sta crescendo, vuole andare a mettere il punto in avanti. Teixido, lungo balaustra per Cocco, prova a centrarsi ma è tutto chiuso, ci prova ancora Michans, si riparte dietro Martinez, un tiro velleitario di Martinez che era stato per un attimo intercettato. Attenzione dall'altra parte, Teixido, e ancora una volta sugli scudi Richignata a dirgli di no. Dall'altra parte Platero, Burgaia ancora per Platero. Anche in questo secondo tempo partita spettacolare da una parte e dall'altra, due squadre che si stanno affrontando veramente a viso aperto, molto tecnica, ma sicuramente non si sta risparmiando nessuno. Stiamo godendo veramente di un grandissimo spettacolo qui alla Pala Ferrarina. Attenzione perché entra e riesce questa volta dall'altra parte Sgaria su tiro di Burgaia. Attenzione perché Martinez velocissimo per Teixido, viene toccata quel tanto la palla che non arriva sulla stecca di Teixido e quindi occasione sfumata per il Braganza, occasione adesso da una parte e dall'altra. Ovviamente a mano che passeranno i minuti, anche un po' di stanchezza, le squadre si allungheranno, sarà più probabile l'uno contro uno e qui la faranno da padroni ovviamente i due portieri. E che signori portieri, Richignata e dall'altra parte Bruno Sgaria. Attenzione, Teixido, centro della pista, viene chiuso, preferisce scaricare ancora verso Michans adesso in possesso di pallina, si prova a rigiocarsi nell'angolo, ci si accentra con Teixido. Cocco viene affrontato da Ambrosio, ancora Cocco. Cerca di trovare il pertugio, non facile, il Braganza, ci prova Martinez. Dalla distanza intanto il tiro di Michans, deviato fuori dallo specchio della porta, quindi Motaran. 19 minuti e 40 secondi alla fine del secondo tempo, 1-1 il risultato qui alla Pala Ferrarina. Motaran ancora per Platero sente l'incursione centrale, preferisce scaricare verso Burgaia. Attenzione, aveva cercato una triangolazione con Ambrosio Burgaia, non riuscita. Dall'altra parte Martinez e ancora una volta che deviazione quella di Richignata. Burgaia intanto in contropiede, ma bravissimo Eloy Michans a togliergli pallina. Mattia Cocco prova una staffilata a Cocco, forse leggermente anche deviata, pallina che comunque esce dallo specchio della porta. Pallina che era stata deviata da proprio Burgaia che lo stava marcando stretto. Burgaia adesso in possesso di pallina dietro porta, aspetta il suggerimento di qualcuno, preferisce ricominciare da Motanan. Platero prova a fare tutto da solo, viene portato all'angolo però no, da Michans. L'arbitro vede un probabile tocco di pattino di Platero, quindi pallina che deve essere rigiocata ancora da Michans. Tanto ritorna in pista anche Muglia al posto di Teixido. Dentro quindi anche Samuele Muglia nella mischia. 18 minuti 30 secondi alla fine. Muglia ancora per Cocco, dietro per Martinez, centro della pista, prova a guardare il piazzamento dei suoi, si prende qualche secondo, scarica lungo balaustra verso Muglia ma velocissimo Motaran, riesce a togliergli pallina dietro per Platero. Tanto prova il tiro dalla distanza, appena entrato Martin Casas, lo spagnolo 24enne arrivato quest'anno, Forte dei Marmi, giocatore assolutamente interessante. Casas, Muglia, Fred preferisce ricominciare ancora dal metronomo. Martinez, tiro intanto dalla distanza ancora di Michans, fuori dallo specchio della porta. Motaran in avanti, preferisce scaricare verso Platero, tenta un'intercessione Cocco, non gli riesce. Attenzione perché riesce a entrare Burgaia, pallina un po' troppo lunga, viene toccata fuori dallo specchio della porta
rimane comunque nelle stecche dei toscani la pallina. Dentro anche Elia Cinquini, possesso adesso di pallina. Casas e Cinquini, centro della pista, ancora Cinquini. Burgaia. Casas ha un po' di spazio, tenta subito il tiro a dirgli di no. Michans, anzi è stato forse Coco. Non siamo soliti criticare le scelte dell'arbitro, però in questo caso il dubbio. Comunque questo ha deciso l'arbitro, cartellino blu e rigore con Federico Ambrosio sul punto di battuta. Ambrosio quindi ha la possibilità, 16 minuti e 36 secondi alla fine del secondo tempo, di portare in vantaggio il Forte dei Marmi. Ambrosio contro Bruno Sgaria. Tutto pronto per la battuta, parata di Bruno Sgaria su Ambrosio, ma adesso ci sono i 2 minuti di superiorità numerica, un po' come quello che era successo nel primo tempo al Breganze. Prova il tiro centrale Cinquini, che poi va a commettere fallo di squadra su Martinez. Martinez adesso in possesso di palle, ovviamente il Breganze dovrà cercare di mantenere palline per quanto più possibile. Attenzione, perché è stata un'ingenuità assoluta lasciare Martinez tutto da solo, e infatti arriva alla rete al 9° minuto di Ambrosio per il 2-1 del Forte dei Marmi, ma qui è troppo solo lasciato Martinez. Gli altri giocatori erano già andati in avanti invece di andare a proteggere l'area, infatti poi è stato gioco facile per il Forte dei Marmi. Platero, possesso di pallina adesso per il Forte, che si è portato in vantaggio qui alla palla Ferrarin. Cinquini, ancora Platero, quindi Burgaia. Ovviamente adesso potrebbero cambiare gli equilibri di partita con un Forte che può aspettare su campo aperto, è veramente devastante. Dall'altra parte il Breganze dovrà cercare di fare qualcosa per recuperare la partita, considerando anche che è a solo 2 falli di squadra dalla punizione di prima. Tiro intanto ancora di Michans. Riparte Forte con Platero. Cinquini, ancora per Platero, centro della pista. Cerca di rallentare un po' il gioco della squadra di Pierluigi Bresciani. Giustamente non va a forzare le conclusioni. Adesso passaggio sbagliato alla volta di Elia Cinquini, quindi si riparte. Può ripartire Breganze con Martinez, quindi Michans, ancora Del Santo. Lungo Balaustra, ancora Michans, dietro porta per Muglia. Si ricomincia ancora da Martinez dalle distanze. Attenzione, perché Martinez, pallina che è stata per un attimo intercettata proprio da Casas, riesce comunque a rientrare in possesso di pallina il Breganze. Viene segnato un fallo di squadra sull'angolo dall'arbitro. Fallo assegnato all'ex Viareggino. Attenzione intanto al tiro che era passato davanti a tutto lo specchio della porta, ma è arrivato contro Balaustra Stefano Del Santo.
13 minuti 56 secondi alla fine del secondo tempo, risultato qui al Palaferrarin di 2-1 dopo il vantaggio iniziale al 15° di Michels, il pareggio di Casas al 23°, nel secondo tempo al 9 minuti, superiorità numerica, Ambrosio ha portato in vantaggio. Attenzione adesso al contropiede del Forte, però si ferma e può rientrare la difesa del Breganze. Prova a lanciare Michels, prova a lanciare Martinez, pallina che però viene recuperata. Cinquini adesso in possesso per il Forte. Platero. Casas prova ad accentrarsi, marcato da Michels, riesce ad andare comunque lungo balaustra per Burgaia. Burgaia adesso viene portato nell'angolo da Michels. Martinez intercetta un tiro dalla distanza di Cinquini. Attenzione perché viene recuperata palla da Platero, tenta un alza e schiaccia, viene poi fermato da Dal Santo. Attenzione perché intanto l'arbitro fischia il quinto fallo di squadra, il Forte dei Marmi, per atterramento di Dal Santo. (12 minuti 50 secondi alla fine del secondo tempo). Michels. Dal Santo, il centro della pista, si fa fatica però ad entrare nell'area del Forte dei Marmi. Tiro alla distanza di Dal Santo, alto sopra lo specchio della porta, nulla di fatto, e pallina che dovrà essere rigiocata dal Forte dei Marmi. Ricomincia in questo momento, pallina che viene toccata, Martinez riesce a recuperare Muglia, ancora Martinez dietro verso Dal Santo, ancora per Muglia, ma molto ben marcato da Burgaia. Attenzione a Dal Santo, prova il tiro al volo, viene però capito tutto. Pallina che rimane ancora nelle stecche rossonere con Dal Santo. Martinez, ancora Dal Santo, lungo balaustra. E arriva il nono fallo di squadra del Breganze. Attenzione perché al prossimo ci sarà la punizione di prima. Rientra intanto Motaran al posto di Platero. Proprio Motaran sul punto di battuta, quindi Forte dei Marmi che ha la concreta possibilità di vedersi assegnato il 10° fallo e quindi la punizione di prima. Burgaia intanto allarga, prova ancora a insistere il Forte, vuole mettere la rete della sicurezza in avanti. Maremmani intanto che è entrato in pista anche lui nella squadra di sicurezza. Attenzione intanto all'incursione di Burgaia, prova un alza e schiaccia, palla forse un po' alta di Casas, l'arbitro lascia proseguire con Dal Santo adesso in possesso di pallina. In avanti verso Martinez, riesce a liberarsi Martinez, nulla da fare, troppo sotto Richignata, azione che sfuma e quindi Forte dei Marmi. Motaran, centro della pista, Maremmani prova un'incursione, viene portato verso l'esterno da Martinez. Maremmani rimane dietro porta di Sgaria, cerca il piazzamento dei suoi, non lo trova, quindi preferisce ricominciare da Motaran. Burgaia quindi lungo balaustra. Stanno per scadere i 45 secondi, infatti arriva il tiro che riazzera il timer. Pallina che rimane ancora nelle stecche del Forte dei Marmi. Prova in velocità Casas, tutto bene fino alla fine, poi non riesce a imprimere angolazione e velocità. Attenzione Michels, e questa volta l'avambraccio proprio di Richignata, togliere l'avambraccio destro, togliere palline, sembrava una rete fatta quella di Eloy Michels. Ancora quindi sugli scudi Richignata per il Forte dei Marmi.
Texido intanto rientra in pista per il Breganze. Michens, affrontato da Burgaia, preferisce tornare sui suoi passi. Dal Santo scarica verso Texido. Ultimi 10 minuti di gara, 2-1 il risultato qui alla Palaferrarin per il Forte dei Marmi, 19esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Prova il tiro dalle distanze intanto Michens, respinto però da Gnata, pallina che esce dal rettangolo di gioco. Rientra in pista intanto anche Federico Ambrosio per il Forte dei Marmi. Dal Santo, Michens dietro Texido, dalla distanza Texido, Richignata, pallina che viene recuperata comunque dai rossoneri. Intanto tiro di Muglia, pallina che rimane lì e non ne approfitta ancora Muglia. Ambrosio intanto per il Forte. Maremmani, ritorna intanto Platero in pista, elemento assolutamente prezioso e insostituibile in questa formazione di Pierluigi Bresciani. Ancora Forte in possesso di pallina, ma c'è poi il break di Del Santo. Michens allarga per Texido, tiro che viene però deviato sulla pallina Muglia. Muglia però perde pallina, Platero può ripartire in velocità, preferisce però rallentare il gioco, aspettare Ambrosio. Ambrosio contro Muglia. Platero, prova ancora Maremmani, adesso fa tutto il giro dell'area, torna dietro porta di Sgaria, riesce a servire in qualche maniera Ambrosio, alza e schiaccia, pallina alta dice l'arbitro. Pallina quindi che dovrà essere rigiocata dal Breganze, punto di battuta Texido e Coco. Texido ancora per Coco, taglio centrale, niente da fare per Muglia, ancora Coco. Texido prova a scendere lungo Balaustra, Coco dalla distanza, la respinta facile di Richignata e pallina che viene recuperata dal Forte dei Marmi. Attenzione Platero adesso, Maremmani allarga verso Motaran, Ambrosio, fanno girare molto larga la pallina adesso i giocatori di Bresciani per cercare di trovare gli spazi e allargare la difesa del Breganze. Platero riparte dalle retrovie, si vede tutto chiuso, preferisce andare a scaricare poi verso Maremmani. Ultimi 5 secondi per arrivare alla conclusione per il Forte. Si prova adesso a tagliare una pallina Ambrosio. Muglia, ma trova sulla sua strada ancora Motaran, ancora Muglia. Riesce a tenere il possesso di pallina con molta bravura. Tenta una alza e schiaccia, non gli riesce. Attenzione perché adesso Muglia nell'andarsene ha toccato probabilmente sulla coscia Maremmani, l'arbitro però non ha ravvisato il fallo. Motaran che intanto va a protestare. Conciliabolo degli arbitri. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro, che sembra dare una punizione semplice, quindi non il fallo di squadra. Sarebbe stato il 10° per il Breganze. Si chiariscono ancora l'arbitro e Motaran. Si può ricominciare a giocare. Motaran con Platero. Allarga verso Ambrosio.
ovviamente Forte che ha rallentato parecchio quelli che sono i ritmi di gioco, non va al tiro forzato ma riesce comunque a trovare delle occasioni come questa occasione. Ambrosio tutto solo davanti a Bruno Sgaria, pallina che esce alla destra di Sgaria, occasionissima anche in questo caso per Forte dei Marmi per portarsi a +2. Mattia Cocco ricomincia per il Braganza. Martinez intanto è rientrato in pista ancora Cocco, tiro di Cocco centrale sugli scudi Gnata. Platero dietro, prova adesso a suggerire per Ambrosio. Ambrosio preferisce però ritornare da Platero, centro della pista. Ancora Maremmani, Motaran dietro porta, difesa da Bruno Sgaria. Braganze che sa ovviamente che per andare a togliere pallina Forte dei Marmi, attenzione perché adesso dopo l'incursione di Platero che finisce disteso in area, l'arbitro non ravvisa nessun fallo. Dall'altra parte prova la girata Cocco, non trova nessuno. Stefano Dal Santo intanto, Motaran, scontro con Motaran anche in questo caso, l'arbitro lascia correre Platero in velocità, no look di Platero, attenzione, doppia occasione del Forte dei Marmi. Che occasionissima questa del Forte per andare sul 3-1. Cocco. Viene ravvisato un fallo di squadra al Forte, sesto fallo per il Forte, fallo di Motaran su Cocco. Adesso Dal Santo, possesso di palline per Texido, 5 secondi di antigioco e quindi pallina che dovrà essere rigiocata dal Forte dei Marmi. 4 minuti e 49 secondi, tutti da vivere qui al Palea Ferrarin, risultato assolutamente in bilico sul 2-1 per il Forte dei Marmi. Platero attende ovviamente il piazzamento dei suoi, Casas che nel frattempo è entrato in pista. Ambrosio, ovviamente la squadra di Pierluigi Bresciani sa che può mantenere il possesso di pallina, in quanto poi dovrà essere il Braganza andare a forzare, rischiando così il 10° fallo. Infatti in maniera diligente i giocatori di Diego Mir stanno facendo pressione. Attenzione, Casas tutto solo e la rete di Casas del 3-1. Non ha potuto nulla da Stefano Dal Santo lì davanti. Casas se n'è andato, se lo buttava giù sarebbe stato il 10° fallo, ha preferito lasciarlo andare. Casas alza e schiaccia dietro porta di Bruno Sgaria e arriva quindi il 3-1 e doppietta personale di Casas per il Forte dei Marmi. E rimane comunque ancora la spada di Damocle del 9° fallo di squadra sulla testa del Braganza. Quindi andiamo a riassumere la situazione qui al Palea Ferrarin, dove il Forte dei Marmi sta conducendo per 3-1 dopo le reti iniziali di Michans, pareggio di Casas al 23esimo, quindi al 9 al 21esimo. Prima Ambrosio in superiorità numerica, quindi un bellissimo alzaschiaccio di Casas al 21esimo. Siglare il 3-1 per il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi quindi che mette una seria ipoteca ai 3 punti qui al Palea Ferrarin, anche se 4 minuti e 07 secondi sono ancora un tempo molto lungo nell'hockey pista. Certo che Braganza adesso dovrà tirare fuori veramente il, come si suol dire, il coniglio dal cilindro per riuscire a rimettere in piedi questa partita. Texido davanti per Muglia, pallina che però gli viene tolta. Attenzione in velocità ancora Casas,
scontro con Martinez, l'arbitro dice che è tutto regolare, si può proseguire. Michans, Martinez, non si capiscono i due, resta comunque in possesso di pallina ancora Martinez. Attenzione perché Michans perde la stecca, per fortuna Martinez riesce a recuperarla, fortuna del Breganze. Dall'altra parte troppo sotto Richignata, nulla da fare. 3 minuti 31 secondi alla fine del secondo tempo, sempre 3-1 qui al Pala Ferrarin per il Forte dei Marmi. Ingaggio a 2 che però viene vinto da Ambrosio. Platero. E arriva il time out richiesto dalla sponda Breganze. Sicuramente Diego Mira avrà da dire qualcosa ai suoi di come impostare l'assalto per questi ultimi 3 minuti e 25 secondi alla fine del secondo tempo. Partita comunque spettacolare qui alla Pala Ferrarin, grandissimo equilibrio fino praticamente ai primi 10 minuti del secondo tempo, poi la rete di Ambrosio ha un po' rotto gli equilibri, troppo carico, troppi falli di squadra forse nel primo tempo del Breganze ne hanno anche condizionato poi il secondo, e infatti la rete di Casas arriva al 21esimo proprio per non andare a commettere fallo. Si può ripartire quindi Michans ancora per il Breganze, prova il tiro dalla distanza, sassata di Michans, non finisce lontana dallo specchio della porta di Gnata. Motaran, lungo balaustra, Muglia che commette il 10° fallo e quindi la possibilità di andare ad allungare per il Forte dei Marmi. Ci prova ancora Casas. Casas contro Bruno Sgaria. Tutto pronto, può partire Casas. E infila la tripletta personale al 22esimo. Casas per il 4-1 del Forte dei Marmi. Tre minuti e 11 secondi da giocare alla fine di questo secondo tempo, 4-1 il risultato, e quindi un Forte dei Marmi che prende il largo e mette una seria ipoteca ancora di più a questi 3 punti qui al Pala Ferrarin. Ci prova generosamente in avanti Tixido verso Muglia. Scontro Platero, Martinez, spettacolare, lungo la balaustra, le vince Platero, ancora per Ambrosio, dietro. Platero la tocca ma esce dal rettangolo di gioco. Tixido, Martinez. Tiro dalla distanza di Martinez. Fuori completamente dallo specchio della porta, pallina che può essere recuperata da Ambrosio. Lungo balaustra, Casas perde pallina però la recupera Michans. Martinez in avanti, viene però ancora una volta fermata da Platero. Assolutamente, attenzione perché libera male Michans, arriva in il tu per tu Motaran che però a sua volta perde ancora anche lui pallina. Martinez, Teixido, ancora Martinez, questa volta digli no, ancora Gnata. Ovviamente adesso saltano tutti gli schemi, si va all'arma bianca, ultimi 1 minuto e 45 secondi. Curva del Breganze che comunque continua a incitare i suoi giocatori.
Muglia adesso riesce a rubare pallina, ma che recupero Platero, anche se poi arriva il rigore, il cartellino blu per Platero. Proteste di Platero un po' sopra le righe, l'arbitro l'ha punito con il cartellino blu. Michans adesso sul punto di battuta, dall'altra parte Richignata. Michans contro Gnata, tutto pronto per la battuta. Michans e la mette sul 7, tiro implacabile, benissimo alla sinistra di Gnata per il 4-2, quindi Michans accorcia le distanze. 1 minuto e 30 secondi da giocare ancora. 4-2 adesso il risultato, sempre per Forte dei Marmi con Muglia, Teixido. Ancora Muglia in conclusione dopo aver triangolato con Martinez. Questa volta chiude tutto Gnata, attenzione perché dall'altra parte Casas riesce a trovare un buon spazio per Burgaia. Burgaia però preferisce tornare da Motaran che allarga ancora per Ambrosio. Michans in avanti per Teixido, ancora Martinez allarga verso Muglia. Martinez prova una sua incursione, Martinez viene toccato proprio all'ultimo, pallina che rimane nelle stecche rossonere. Martinez prova a giocarsela lì davanti ma Casas lo ferma, attenzione al contropiede. 2 contro 1, tutto solo davanti al palo interno di Burgaia. A Bruno Sgaria battuto, ultimi 20 secondi di gioco con il Forte dei Marmi in possesso di pallina. Burgaia esce anche Bruno Sgaria a commettere però fallo. 11 secondi ancora da giocare qui al Pala Ferrarina. Andiamo quindi a riassumere quello che è il risultato. 4-2 vince il Forte dei Marmi. Dopo il primo tempo si era portato in vantaggio il 15esimo il Breganze con Michans su rigore al 23esimo, quindi il pareggio di Casas. Nel secondo tempo il break al 9 minuto di Ambrosio per il 2-1, ancora Casas al 21esimo, al 22esimo, quindi su rigore Michans al 24esimo per il 4-2. Bellissima partita qui al Pala Ferrarin, giocata da entrambe le formazioni a viso aperto, e vince il Forte dei Marmi. Alla fine i punti probabilmente anche in maniera meritata. Dall'altra parte il Breganze è riuscito a tenere testa almeno fino ai primi 10 minuti del secondo tempo. Vediamo adesso qualche conciliabolo in pista dopo la tensione, ma tutto si risolve con un abbraccio, una stretta di mano, e quindi si porta a casa il Forte dei Marmi. 3 punti che la lanciano ancora all'inseguimento del Lodi. Forte dei Marmi che la prossima partita, come vi dicevo, sarà contro il Lodi per quanto riguarda il campionato, mentre ci sarà il big match contro lo Sporting in Eurolega, anche quella partita chiave per il Forte per poter proseguire. Breganze invece che è chiamato in terra toscana questa volta nel prossimo match contro il Follonica, altra partita assolutamente da seguire. Quindi da Studio 7 HD Ivo Peretto e Marco Silvestri, questa sera è veramente tutto. Un buon weekend a tutti voi e arrivederci alla prossima.